Nord-Ovest e Sporting Città di Fiumicino si contendono uno dei posti per la finale di domani qui alla Pararongoli, uno dei templi nel calcio a 5 regionale, la prima semifinale sta per avere luogo. Tutto pronto per l'inizio del match con l'Aurelio Nord-Ovest che attacca da sinistra verso destra in maglia rosa, inserti e calzoncini neri, questi gli effettivi: Tartaglia, Bonmati, Santos Nunez, Rodriguez, Zamparelli, Branciforte, Miguel Ruiz, Zanotti, Benedetti, Clemente, Don Francesco e Frusteri. Per quel che riguarda invece lo Sporting Città di Fiumicino che attacca a destra verso sinistra in maglia bianca, calzoncini, calzettoni e inserti blu, abbiamo Mosetti, Murro, Albani, Serbari, Quadrini, Mureddu, Simoni, Delle Fratte, Finesi, Imperato, Vintino e Ceccarelli. Primo fallo della partita. Sporting Città di Fiumicino, che ricordiamo è senza i portieri titolari e oggi davvero dovrà stare attenta alla qualità degli iberici del Nord-Ovest che provano a farsi vedere in avanti con Santos Nunez, la pressione molto aggressiva del Fiumicino. Bonmati viene fermato, c'è rimessa laterale in favore della squadra in maglia blu, viene richiamato intanto Imperato dal direttore di gara. Mureddu va a cercare Albani e allora ancora Albani va a riconquistarsi questo pallone, la tiene giocabile Albani, la palla arriva a Simoni, la suolata per Mureddu che spara fuori. Sporting Città di Fiumicino sostenuto anche dai tifosi del Futsal Isola, i Brawley Boys, oggi accorsi qui a cercare di sostenere il City che prova a ripartire il 2 contro 1 con Mauro Imperato, l'ex Isola che va col destro, la palla esce, Frusteri la osserva sfilare fuori. Rodriguez, Bonmati, Nunez, Bonmati, Rodriguez, va col mancino, Imperato gliela soffia, salta l'avversario, Imperato nel secondo. Inizio aggressivo della squadra di Andrea Consalvo. Un po' sottotono invece la squadra di Giacomo Rossi. Mureddu, Imperato, mette in mezzo Imperato, Frusteri, la tocca e c'è rimessa laterale per il City che continua ad attaccare. Simoni, Albani, Mureddu, sempre Mauro Imperato, carica di nuovo il destro, stavolta Frusteri in due tempi, riesce a controllare, può giocarla per Bonmati, lo fa, l'avanzata di Bonmati, piega il Fiumicino, ma non troppo, sempre nella metà campo e allora la qualità di Bonmati, a dare a sinistra, Rodriguez, cerca il pallone dentro, copre con il corpo Rodriguez e dà un interessante pallone a Nunez, la mette alta da buona posizione, un'occasione anche per la Nord-Ovest. Albani fa sponda e subisce fallo. Si beccano intanto in campo Albani e l'autore del fallo. Non è una gara semplice da arbitrare come ogni finale. Oggi ci si gioca un posto per la Final
Tour 2016, domani in finale. Mureddu, che l'ha vinta questa competizione con il Lido di Ostia Futsal, sta per giocarsi la punizione, uno schema che libera Imperato, l'appoggio per Mureddu, lo scarico dentro di Mureddu, prova ad arrivarci con grande grinta Albani, quindi Nunez esagera un po'. Mureddu di suola, no look per Simoni, in appoggio al Mauro Imperato. Fronteggiato due avversari, deve andare da Mureddu che perde il pallone, anzi è un fallo. Ed è il secondo per Nord-Ovest. Simoni, Mureddu, Imperato, Mureddu, Simoni, Bommati, Santos Nunez e quindi Rodriguez. Uno sguardo a sinistra, si ferma con la suola, va col sinistro, perde un brutto pallone, Mureddu poi gliela scaglia addosso, è fortunato il numero 6. Si è rimessa dal fondo, Setti è pronto a batterla. Lunga con le mani, bene per Albani, ha fatto spazio il numero 3, può girarsi e invece dà al numero 12 Ceccarelli che se la trascina poi sul fondo. Frusteri, sempre in due tempi, controlla e si appoggia a Bommati. Pressione alta dello Sporting in città di Fiumicino. Nunez con grande qualità, c'è un fallo. Non è stato preso Nunez, ma solo perché ha saltato l'avversario. Albani che rimane a discutere con il numero 3, allora libera il sinistro Rodriguez. Calcio d'angolo, il primo della partita per quel che riguarda l'Aurelio Nord-Ovest. Fronte e resto l'attacco offensivo della squadra di Giacomo Rossi. E occhio alle palle da fermo, che questa squadra è molto pericolosa in queste situazioni. Nunez la porta sul sinistro, potrebbe liberarlo, da destra invece il pallone in mezzo, Mureddu come può, cerca Mauro Imperato, lo trova, Imperato cerca il dribbling, la perde. E Nunez, Bommati. Nunez potrebbe dare a Rodriguez, suolata per Rodriguez che va col sinistro. Mureddu e poi Ceccarelli. Santos Nunez, Rodriguez. Fa il segurasse in capo anche Branciforte, pallone perso. Tiro di destro di Ceccarelli, Frusteri, l'ex portiere Lazio e Blue Green, riesce a toccare Branciforte, si libera dall'avversario, la mette sul sinistro, non ha il suo piede, infatti non si fida del tiro. Rodriguez, Nunez, Moluc per Branciforte. Rilancio lungo con le mani, Ceccarelli, butta due uomini e poi la perde. I due allenatori hanno preparato la partita anche sui nervi, con il tecnico Rossi che ha dichiarato come la sua squadra fosse sfavorita in un campo indoor, dall'altra parte invece con salvo per il Fiumicino. Ha detto solo pretattica questa squadra, ovvero l'Aurelio Nord-Ovest che affronta quest'oggi ha tantissima qualità e non avrà problemi nel campo all'interno. Nunez cerca e trova Bommati, Serbari la mette in rimessa laterale mentre Ceccarelli viene richiamato dal direttore di gara. Altro richiamo verbale per uno dei giocatori del City. 10° minuto di gioco, 0-0 tra Nord-Ovest e Sporting Città di Fiumicino. Tra l'altro, piccola curiosità,
che dovremo raccontare dopo questa azione dell'Aurelio Nord-Ovest, che si distende con Rodriguez, finta il sinistro, va sul destro, una grande risposta in angolo di Mosetti. Dicevamo piccola curiosità, né Isola, che attualmente ha un posto in Serie A, né l'ex Fiumicino Planet hanno mai vinto questa competizione, e allora una squadra di Fiumicino potrebbe essere lo Sporting, che adesso subisce l'attacco dell'Aurelio Nord-Ovest, ma dall'altra parte c'è una squadra che è in parte un pezzo di storia per quel che riguarda il calcio a 5 regionale nazionale, ovvero la Nord-Ovest. Imperato perde il pallone, Nunez, Bommati a sinistra, Bommati, troppo fioretto per la squadra di Giacomo Rossi. Murro, Ceccarelli, Imperato, Ceccarelli, Siti che perde il pallone, Rodriguez si appoggia a Clemente, arriva un fischio del direttore di gara, terzo fallo per il Fiumicino, lo commette Ceccarelli che dà il 5 poi a Santos Nunez. Pronto a calciare il capitano con la maglia numero 3, lunga in corsa per liberare il destro, è un appoggio in realtà per un mancino che è Rodriguez, che rientra proprio su quel piede e subisce il raddoppio, quindi triplicato, la perde. Serbari a sinistra per Murro, in estirata Rodriguez rimedia al suo errore. Serbari, Ceccarelli, Imperato, di nuovo per Ceccarelli, palla intelligente ma poco precisa del numero 12, Clemente, avanza palla al piede, può dare a sinistra per il numero 6, Lanciforte. Quadrini rimedia a una rimessa laterale. Fino a questo momento la partita pare essere un po' ferma sulla spada del Fiumicino e sul fioretto della Nord-Ovest. Simoni cede il pallone, Murro, Quadrini, Simoni, Clemente cerca di coprire, di portare sull'esterno l'avversario, ci riesce, in secondo momento gli porta via il pallone, poi un tiro di Simoni addirittura addosso al compagno. Rodriguez, Santos Nunez rietta sul destro, finta il tiro, se la porta sul sinistro, lo libera e poi sottoporta Clemente, trova l'opposizione del portiere del Fiumicino. Adesso diventano 3 le opportunità per la squadra che attacca da sinistra verso destra, ovvero l'Aurelio Nord-Ovest. Pressione sugli avversari con Santos Nunez, suolata per il sinistro di Rodriguez che la ridà dietro per Nunez, di punta Nunez,
regge per il momento Insigne con salto. Che giocata di Nunez che se la porta fuori. Serbari. Quadrini, Serbari. Pressione alta dell'Aurelio Nordovest, spalle alla porta, Simoni è molto in difficoltà, scarica e limita i danni e allora Murro, scivola Murro. Clemente, Santos Nunez, Clemente si impegna per tenere in campo il pallone giocabile, poi si ferma il numero 10, spalla alla porta, quella è una zona molto pericolosa, riesce a farla uscire bene e quasi a trasformare l'azione da difensiva in offensiva. La palla si spegne però sull'out laterale e il Fiumicino con Simoni. Quadrini, Simoni. Dintino. È lui l'ultimo a toccare. Nunez, sempre il numero 3 che sfida Dintino, ruba il pallone Simoni, se la porta avanti dentro il campo, Simoni gol col mancino. Si riprende a giocare con Clemente, fallo su Quadrini mentre rimane a terra un giocatore della squadra di Rossi. Si riprende a giocare Simoni, Quadrini, Imperato. Per Quadrini, non vuole perdere il pallone, Simoni in appoggio, Quadrini va con lo scarico laterale, la cosa più giusta in questo momento. E allora Dintino se la porta sul destro, suolata per Simoni, fallo del numero 9 Benedetti. Onestamente il giudizio lo possiamo dare, era il contrario l'infrazione. C'è Mauro Imperato sul pallone. È pronto a caricare il destro, è un appoggio su Quadrini che la impatta male, buona l'idea, non l'esecuzione del numero 5. (20 di gioco).
Benedetti, Di Suola per Moguel Ruiz, sempre Ruiz, Clemente, si va da Ruiz, Imperato, esce palla al piede, e se prima potevamo dire che era stato dato fallo al contrario, in questo caso diciamo che il fallo non c'è. Benedetti, l'appoggio per Clemente, ha segnato l'Aurelio Nord-Ovest, 1-0. Clemente, uno degli elementi storici di questa squadra, porta in vantaggio i suoi al minuto numero 22. Regge 20 minuti la difesa del City. Quadrini, Simoni se la porta avanti in attacco, il numero 7 con grande cuore, e allora Quadrini, Imperato cerca e trova Dintino, se la porta avanti il numero 11, prova a proteggerla, si continua a giocare, non c'è niente. Clemente, Don Francesco, Simoni ha dato a Dintino libera il destro che finisce fuori. Clemente, l'autore del gol del 1-0, va a dare a sinistra a Ruiz, si ferma Clemente, di nuovo per Ruiz, palla rischiosa sulla quale arriva Imperato. Clemente, Ruiz, Don Francesco, Ruiz la mette sul sinistro, poi sul destro, ripartenza del City con Dintino, potrebbe dare ad Albani, Dintino se la ritrova lì, Dintino, Frusteri. Quadrini, Imperato, carica il destro, Imperato, Quadrini, Albani, Imperato, Mureddu, è destro il numero 6 e infatti va su quel lato. Imperato, Serbari, supera l'avversario, Serbari calcia fuori, da buona posizione. Rodriguez, Bommati, pallone lungo interessante per Don Francesco, non c'è nessuno in mezzo e allora Albani, ora un po' più di spazio il Fiumicino, Mureddu, Imperato, Albani, doppio passo, la mette sul destro, libera il tiro, Frusteri è bravo e allora ripartenza da parte dell'Aurelio Nord-Ovest, chiusura di Imperato, Branciforte, Albani, scavetto per Imperato davanti al portiere, Imperato e ci arriva Serbari, ha pareggiato il City, il minuto è il numero 25, 1-1 tra Aurelio Nord-Ovest e Sporting Città di Fiumicino.
tutto da rifare per l'Aurelio Nord-Ovest. Il Fiumicino con grande cuore si è riportato in avanti, allora ci vuole di nuovo il fioretto, ovvero la qualità della squadra di Rossi per tornare in avanti, che prova a sfondare a sinistra. Rodriguez, sempre il numero 4. Santos Núñez, bene per Branciforte. Santos Núñez, Rodriguez, Santos Núñez, l'autore del pari, ovvero Serbari, gli soffia il pallone, riposa col possesso palla la squadra di Gonsalvo. Mureddu cerca e trova Albani, colpo di testa di Branciforte, quindi Albani se la porta avanti, sfida da solo gli avversari. Squadre che non entrano più, sono al quarto fallo entrambe. Rodriguez, no look per Branciforte. Santos Núñez, Rodriguez, Santos Núñez la mette sul destro, si ferma, la porta sul sinistro, calcio d'angolo. Fa uscire il pallone Santos Núñez. Rodriguez, movimento del numero 3 Santos Núñez che riceve, è tagliato fuori e rischia di perdere il pallone e commette fallo, e anche cartellino giallo per il numero 3. Portiere di movimento per Gonsalvo. Siamo su 1-1. Vuole tenere il possesso del pallone la squadra di Fiumicino per tentare forse l'ultimo affondo. Non ci sta però la squadra di Rossi che trova il gol del vantaggio. Di nuovo avanti con Rodriguez. 2-1 al minuto numero 29. Del portiere di movimento per lo Sporting Città di Fiumicino, sotto per 2-1. Mureddu, Serbari, Simoni, ha un po' di timore il team di Gonsalvo. Mureddu, Ceccarelli, deve rientrare il portiere. Sono saltate le marcature col portiere di movimento. Rodriguez guadagna campo, poi si ferma. 1 minuto di recupero. Il numero da parte di Santos Núñez. Serbari va a chiudere. Rodriguez sfrutta il blocco, può liberare il sinistro, trova Ceccarelli. Branciforte, Santos Núñez, Clemente, Rodriguez rientra, libera il sinistro sul corpo di Simoni. Mancano 20 secondi. Santos Núñez, Clemente se la ritrova in area di rigore, la sfera esce. Direttore di gara che guarda il cronometro.
rimessa lunga a cercare Ceccarelli, Santos Nunez e quindi Frusteri, e termina qui il primo tempo, vantaggio della Nord-Ovest sullo Sporting Città di Fiumicino per 2-1. Tutto pronto per la ripresa, si riparte dal 2-1 dell'Aurelio Nord-Ovest sullo Sporting Città di Fiumicino, maturato nei primi 31 minuti di gioco. Squadra ospiti, entrambe le squadre sono ospiti. La squadra che dal tabellone di casa è andata in vantaggio con il gol di Clemente, poi il pari del City e poi il 2-1 di Rodriguez, che ha così rimediato al gol di Serbari. 2-1 avvenuto con il portiere di movimento, con la squadra di Consalvo, che ora si fa in avanti con Albani. Viene fischiato un fallo cumulativo. Mureddu ripete la battuta. Imperato. Di nuovo Imperato per Mureddu. Santos Nunez, Clemente, se la porta in avanti il numero 10, prova col mancino. Imperato, Mureddu, Imperato, Mureddu, Albani, Rodriguez, la soffia all'avversario, 2 contro 3, rientrato. Il rischio di partenza per il Fiumicino. La palla pericolosa ma efficace di Rodriguez. Santos Nunez mette dentro, spreca Branciforte. Mauro Imperato, Mureddu, prova di punta, Santos Nunez, Clemente, doppio passo di Clemente, Albani. C'è un blocco su Imperato, si continua a giocare. Arriverà il fischio cumulativo, intanto sono 3 contro 2 e il destro. La risposta del portiere, intanto c'è un contrasto a centrocampo, 2 giocatori rimangono a terra. Ha segnato il fallo cumulativo.
Gioco ancora fermo ormai da più di 3 minuti. Si riprende finalmente a giocare con Rodriguez che calcia alto, si è rimasti praticamente fermi per abbondanti 4 minuti. Imperato, Muret, Imperato, la palla messa in mezzo, Vintino non ci arriva per un soffio. Rodriguez, Ruiz, Rodriguez, Santos Núñez, Mureddu, Imperato, Mureddu, calcio d'angolo per l'Aurelio Nord-Ovest, è il primo del secondo tempo per la squadra in vantaggio. Ruiz, un tiro deviato. Arriva Mosetti. Vintino, la mette sul destro. Imperato. Simoni si impegna per tenerla giocabile. Imperato, Simoni. Rimessa lunga. Rodriguez cerca l'appoggio, Imperato esce palla al piede, prova a fare tutto da solo il numero 10 che poi serve il compagno, ma Núñez la perde. Simoni, gioco di gambe, Fusteri la fa sua e rilancia lungo, esce quasi alla disperata Mosetti. Controllo in area di rigore, destro di Benedetti, non c'è neanche angolo, anzi sì, secondo angolo
del secondo tempo per l'Aurelia Nord-Ovest, che prova a rifarsi in avanti col Bolmati, l'appoggio è per Ruiz, quindi Benedetti dentro per Ruiz, terzo angolo, ora preme forte l'Aurelia Nord-Ovest che prova a chiudere la partita. Bolmati, Benedetti e quindi Ruiz, Santos Núñez, temperato. Ruiz rientra sul destro, sotto le gambe di Serbari. Ruiz, Simoni, fallo di Santos Núñez. Imperato, Benedetti, Serbari, pressione alta del City, Imperato fa buona guardia da ultimo, Simoni, Mauro Imperato, Serbari, Imperato, Serbari, prova a fare il movimento di Intino, Simoni sfrutta il movimento del pivot, quindi Serbari e poi Intino di un soffio non arriva sulla palla del 2-2. Ruiz si è staccato dalla marcatura, Benedetti potrebbe servirlo, fa qualcosa a metà Benedetti, ovvero rientra per liberare il tiro dell'avversario, del compagno e poi calcia male. Ceccarelli, Muretto, si sta scaldando per entrare, intanto il sinistro di Santos Núñez. Santos Núñez, dentro l'area di rigore Benedetti, col viso Mosetti. E ripartenza del City che la perde di nuovo, Santos Núñez, l'appoggio per Ruiz e quindi il gol del 3-1 da parte di Benedetti. L'Aurelia Nord-Ovest, dopo aver premuto tanto in questa ripresa, trova il doppio vantaggio. Di nuovo il portiere in movimento, altra mossa. Disperata quasi per Consalvo che vede i suoi in difficoltà. Mureddu, Ceccarelli, Mureddu, Serbari, si abbassa Imperato, Mureddu, Ceccarelli in appoggio a Simoni, Mureddu, Simoni, Serbari,
Simoni, Imperato, appoggio di Imperato, circolazione non rapida della squadra di Consalvo. Luis, Benedetti, Branciforte, Bommati, Ceccarelli, Ruiz, Branciforte, Ruiz e allora Santos Nunez, poi Rodriguez, Bommati, Ruiz, no, il numero 7, Bommati, palla complicata ma la qualità nel palleggio dell'Aurelio Nord-Ovest li fa uscire dalla situazione di difficoltà. Giallo per Simoni in arrivo per tocco di mano. Simoni, giusto, scusa. Vai, vai. Calcio di punizione, sul pallone c'è il mancino di Rodriguez che prova a liberare il sinistro due volte, quindi Mureddu lo mura quasi a porta battuta. Ruiz chiede 1-2, Mureddu va a chiudere, poi scivola il numero 6, il pallone era già uscito. Mureddu cerca e trova il compagno, Frusteri nega il gol che avrebbe riaperto la partita, la palla non è uscita e allora Quadrini si rialza. Bombati cerca il numero. Consalvo chiama la pressione i suoi, sicuramente stanchi. Adesso le qualità tecniche dell'Aurelio Nord-Ovest nel tenere il pallone, nel far correre gli avversari sono fondamentali per mantenere un risultato che in questo momento sembra saldamente tra le mani della squadra di Rossi. Mureddu, Quadrini, porta vuota, l'errore di Mureddu costa carissimo allo Sporting Città di Fiumicino. 4-1 dell'Aurelio Nord-Ovest con il numero 6 Branciforte. Sconsolato Mureddu. Mureddu
prova a prendersi la responsabilità della propria squadra il numero 6 Imperato. Mureddu, l'apertura a destra, ci riprova Mureddu, la porta è sempre vuota, il tiro da distanza di Bonmati. Quadrini non arriva sulla sfera. Simoni, Frusteri, Imperato, Imperato, l'appoggio, il destro, la risposta di Frusteri, quindi un sinistro mancato e quindi Simoni. Frusteri, Bonmati, giallo per Ceccarelli. Imperato da portiere cerca di superare Clementi, la porta è vuota, Simoni torna in porta Imperato, Zamparelli, Santos Nunez, Clemente, Clemente, la battuta sorpresa dell'Aurelia Nord-Ovest che si trova in porta. Simoni riesce con la gamba a tenerla lì e davvero adesso è molto stanca la squadra di Consalvo e dall'altra parte c'è tutta la qualità della squadra di Rossi. Quadrini, Imperato, Frusteri, la porta è vuota, Frusteri pensa al tiro, viene ostacolato, Imperato, fallo del numero 10. Giocata verso numero 5 Zamparelli che va a battere l'angolo, chiama lo schema, Clemente se la ritrova lì. Imperato,
Zamparelli, Dintino, Ceccarelli, spalla porta in forte difficoltà, Dintino, Quadrini, supera l'avversario Rodriguez che dà un buon pallone a Zamparelli, col cuore Dintino, la rimessa è anche del numero 11. Benedetti, anzi scusate, Finesi, Quadrini, Imperato, Quadrini va col destro, Frusteri non trattiene, Imperato, sempre Mori Imperato, chiede lo scarico, lo trova, Imperato a porta vuota, dall'altra parte la sua porta è sguarnita, gliela porta Iafinesi. E allora un po' di confusione, l'appoggio di Ceccarelli a cercare Finesi, sul secondo palo sbuca Quadrini, prova di aprirla il City, 2-4 al minuto numero 28. Imperato, porta vuota, Frusteri prova a colpire, Frusteri la traversa a salvare il City. Imperato, il controllo, Quadrini, di nuovo il numero 5, la tocca come può, di nuovo la porta vuota, ci riprova un'altra volta, Frusteri stavolta finisce fuori. Chiedono un fallo i giocatori dell'Aurelio Nord-Ovest. Quadrini, Imperato, palla visibilmente in campo per Santos Núñez. Simoni, Imperato, Simoni, Mauro Imperato, Simoni, Clemente, e quindi il tiro che finisce sul palo, sembrava rete da parte di Zamparelli. È scoccato il 30°, sta per arrivare il recupero. Imperato, il sinistro di Finesi. Simoni, Imperato, gioca con il numero 7 e termina qui il match.
L'Aurelio Nord-Ovest va in finale della Final Four di C2 2016 battendo lo Sporting Città di Fiumicino 4-2.